Martedì 10 settembre 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Enrico La Bellun, la rassegna stampa di Radio OBM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio OBM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi, andiamo in prima pagina e la prima notizia è una notizia di carattere regionale. Questo il titolo: social card per 80.000, dedicata a te. Da ieri la versione 2024 del contributo da 500 euro per acquisti di beni essenziali, unico requisito l'ISEE inferiore a 15.000 euro. È il numero di famiglie del nord-est che ha diritto alla tessera, ecco come e quando riceverà. L'approfondimento lo troveremo a pagina 2 e a pagina 3. Sempre dal Veneto, battaglia per i diritti in Veneto, legge fine vita, 2 richieste dopo lo stop, Zaia riferisca. L'approfondimento a pagina 3. Scontro legale a Cortina, riqualificazione dell'ex stazione, il TAR dice no alla sospensione. L'approfondimento a pagina 27. Un richiamo ci porta in Marmolada, il ghiacciaio perde 10 centimetri al giorno. L'approfondimento di Dalmassa a pagina 26. Pista da bob, giallo sui ritardi, il CIO nel cantiere di Cortina, Semico tempi rispettati, ma lo stato dei lavori non coincide con la nota. E in questo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, è completato il getto alla curva Sento della pista da bob, in cantiere impegnati 200 operai. Nelle cronache si è spento a 87 anni, lo sci nordico piange il campione De Dorigo. A 87 anni ieri è morto Marcello De Dorigo, è finita all'ospedale di Belluno dove era ricoverato. L'avventura terrena del campione di sci nordico di Lastre di Roccapietore. La sua carriera dopo 2 Olimpiadi si era conclusa per un congelamento in Svezia. L'approfondimento di Tancon a pagina 25. Trasporto disabili, società nuova senza furgone dopo il rogo all'officina. Era di società nuova il furgone che ha preso fuoco nella notte fra venerdì e sabato all'officina Talo a Limana. La cooperativa impegnata nel trasporto dei disabili ora chiede aiuto per sostituirlo. L'approfondimento di Alessia Forzin a pagina 24. E il Corriere delle Alpi ci ricorda che mancano 514 giorni per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Queste quindi le notizie in primo piano che abbiamo trovato come richiamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi, riferite a notizie di carattere regionale e provinciale. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia principale riguarda la diga del Vannoi, titolo a piena pagina: Fonzaso come Longarone nel 63. Il progetto della diga del Vannoi, contestato al primo incontro con i cittadini a Canal San Bovo, sembra di vivere il Vajont. Questa è la dichiarazione. Bortoluzzi, consigliere della provincia: sono soltanto perdite di tempo. Macagnan, sindaco del comune di Lamon: assurdo, ci tocca lavorare per dire di no. Noi bellunesi siamo sensibili al tema delle dighe. Fonzaso è allo sbocco della valle, esattamente come Longarone 61 anni fa. Hanno fatto venire i brividi ieri sera le parole del sindaco di Fonzaso Cristian Pasa, intervenuto nell'incontro di discussione che si è tenuto ieri sera nel teatro parrocchiale di Canal San Bovo, siamo in provincia di Trento. Nelle carte la simulazione del crollo della diga, emerge che dal Vannoi l'onda arriverebbe al Corlo in 40 minuti, provocando allagamenti significativi proprio a Fonzaso. Per la provincia di Belluno il consigliere delegato Massimo Bortoluzzi, che ha detto sembra di rivivere il Vajont. L'approfondimento lo troveremo a pagina 8. E la foto di copertina ci porta in Comelico, scoperti i cartelli ma nessuna barriera, ore 22 la galleria chiude ma alcune auto passano. Ieri operai della Collini, che deve eseguire la riqualificazione della galleria Comelico, hanno scoperto i cartelli che riportano le limitazioni al traffico ai 2 imbocchi, ma alcune auto hanno continuato a transitare. L'approfondimento di Toscana e Giuseppini a pagina 13. Belluno capoluogo, troppi parcheggi, pedonalizzare il centro. L'approfondimento di Santina a pagina 5. Limana, l'addio De Barba al campo di Valmorel. La passione viscerale che Loris De Barba aveva per la fotografia e la montagna era nota nella comunità di Limana, dove viveva, ma in tutta la provincia di Belluno. Per questo la sua tragica scomparsa, avvenuta proprio mentre cercava di fotografare un tramonto sulle torri del camp, ha destato grande sconcerto e tristezza. Oggi l'ultimo saluto alle 15 nel campo sportivo di Valmorella. L'approfondimento di Scarton a pagina 10.
Zoppè di Cadore, comune sparito dalle mappe di Dolomiti Bus. Il tentativo è stato fatto, Dolomiti Bus ci ha provato ma invano. Non ci sono autisti e i costi sono superiori ai benefici, così la provincia certifica che Zoppè è isolato dal resto del mondo, almeno per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Senza correttivi vaste aree della montagna rischiano di rimanere sguarnite, commenta il consigliere provinciale Bortoluzzi, l'approfondimento a pagina 10. Livinallongo, settembre d'oro per il turismo, come agosto, l'approfondimento di Fontanive a pagina 10. E ancora morto De Dorigo, era il pioniere dello sci di fondo, richiamo che abbiamo trovato anche sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Scuola, cominciata la demolizione del Segato. Ieri è iniziata la demolizione di una sezione dell'ITI Segato di Belluno che sarà abbattuta e ricostruita. Un progetto di riqualificazione finanziato dal PNRR. L'approfondimento di Santin a pagina 3. E siamo a pagina 2, invece, il lutto, morto il fondista azzurro che sfidò i giganti del nord. Marcello De Dorigo è mancato ieri sera, allenò il fisico tra i pascoli, poi vinse sugli sci, collezionò 5 medaglie mondiali e 2 Olimpiadi. Dita amputate, la sua carriera si interruppe nel 64. La notizia si è rapidamente diffusa in Agordino, nonostante Marcello De Dorigo, il grande fondista, si sia spento a tarda sera. Sì, proprio lui, il ragazzo che per primo riuscì a mettere in riga gli atleti scandinavi e che con il tempo divenne abituato a lasciare dietro di sé scandinavi e finlandesi. E il boccia di Laste ci ha lasciato ieri sera dopo una lunga malattia. Anche il suo corpo, forte e tenace, ha dovuto arrendersi. Vediamo in questo scatto De Dorigo, che finì nel 1963 su una copertina della Domenica del Corriere, e altre immagini di De Dorigo, l'atleta nato a Laste di Roccapietore nel 1937. Dorigo entra nella squadra nazionale italiana di sci di fondo nel 1957 all'età di 20 anni, vinse 5 medaglie, di cui un oro ai mondiali dal 1960 al 1963. Siamo a pagina 3, ricomincia la scuola. Ruspe all'ITI Segato per la demolizione, è cominciato ieri lo smantellamento, Sovilla, vorremmo finire entro il mese, un paio di classi rimarranno alla sede, le altre trasferite nel container in cortile. Vediamo in questo scatto al lavoro le macchine meccaniche. Ieri a Piazza Piloni è stato portato avanti l'abbattimento di una delle pareti dell'edificio. L'augurio di De Pellegrini: è nostro dovere sostenere i vostri sogni. Da Palazzo Rosso arriva l'augurio ai cittadini più giovani per un anno scolastico ricco di scoperte e nuove possibilità. Il sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrini, si rivolge così ai ragazzi e alle ragazze che frequentano gli istituti delle città. E sempre a proposito di educazione, lasciare il cellulare a casa, 400 famiglie accettano la sfida di patti di comunità. Passiamo a pagina 5, carcere, va ristrutturato, fate presto. Le criticità del complesso ormai vecchio di un secolo evidenziate dai Verdi ieri in visita alla casa circondariale. Caldo nelle camere senza aria condizionata, carenza di spazi, c'è un'emergenza di vivibilità degli ambienti e di socialità. Sovraffollata la sezione protetta di detenuti per crimini sessuali a scapito della parte dedicata alle trans. E ancora, in merito al carcere, la giustizia riparativa arriva anche in provincia. Ecco come funziona: incontri imputato e parte offesa con facilitatori, ovvero mediatori esperti formati dal gruppo La Voce. Mobilità, parcheggi, ce ne sono già 1585, pedonalizzata il centro. FIAB torna sul tema, si apre un tavolo non solo con i commercianti ma con tutti i cittadini. È la Federazione Italiana Amanti della Bicicletta. Siamo a pagina 7, pulmino distrutto, disabili a piedi, aiutateci. La cooperativa Società Nuova di Via Lungardo in ginocchio dopo il rogo che ha reso inservibile il mezzo per il trasporto. Le fiamme si erano sviluppate la notte del 5 settembre all'Officina Talo. Le indagini hanno accertato cause accidentali. Non abbiamo i soldi per ricomprarlo, lanciamo un appello a quanti potranno darci una mano. Scriveteci, questo è l'appello della cooperativa Società Nuova. Capifrazione, pasticcio senza fine e senza regole, insieme per Belluno, bene comune, evidenzia le storture delle elezioni dei rappresentanti dei quartieri. E ancora il lutto, addio alla storica edicolante Franca, lottò fino in fondo per il suo negozio. Oggi i funerali a Cavarzano, la donna aveva 60 anni e gestì a lungo la RB2 di Baldenic. Siamo a pagina 8, notizia che ha avuto il richiamo in prima pagina. Vanoi, sembra di rivivere il Vajont, tanti i bellunesi ieri all'incontro di Canal San Bovo sulla diga. Duro l'intervento del consigliere delegato Massimo Bortoluzzi, il sindaco di Fonzaso Pasa, noi come Longarone nel 1961, polemiche per l'esclusione del territorio provinciale dal dibattito. Ed ecco alcuni scatti dell'incontro che si è svolto ieri in provincia di Trento. Feltre Lamon, maxi manifestazione il 5 ottobre,
ottobre, i comitati non si fermano, la battaglia va avanti e in tanti erano presenti anche all'incontro di sabato a Lamon. Ulteriore notizia che riguarda appunto la contrarietà verso la costruzione di questa diga appunto a Vannoi. Passiamo a pagina 9, rimaniamo a Fonzaso, l'ex cinema rinasce come cantina, nuova vita alla multisala della zona industriale fonzasina, l'azienda vitivinicola Gorza ha aperto lì sede wine shop, sabato c'è stato il taglio del nastro con autorità e cittadini. Dario Bond ha portato i saluti del ministro dell'agricoltura. Feltre Inelli in partenza, la giunta, grazie mille comandante e ancora altre 2 notizie dal Feltrino, Lamon, Casa Caritas, incontri tra generazioni, giochi di una volta tra nonni e ragazzi. Fonzaso, il superforestale Pierotti racconta le sue indagini. Venerdì in municipio l'autore presenta il suo libro Gente per bene, gente per male su 39 anni di carriera. Limana, oggi a Valmorel l'ultimo saluto a Loris De Barba, morto in montagna, comunità scossa per la tragedia di sabato che è costata la vita all'alpinista e fotografo molto noto in provincia. E a Borgo Valbelluna, morta a 35 anni, l'USL, apprezzata dipendente, ricordo dell'azienda sanitaria bellunese a Serena Dalpiva, dipendente appunto dell'USL, deceduta per malattia a soli 35 anni. A Rabba la stagione prosegue, settembre come agosto, hotel, B&B, camere, gli stranieri guidano le richieste di sistemazione, gli addetti si fregano le mani per gli affari. Agordo, uccisa il cane Caos, estinto il reato. E continuiamo con pagina 11, siamo a Cortina, pista da bob, curva Sento quasi pronta. Prosegue a tappe forzate il cantiere per la realizzazione del nuovo Sliding Center olimpico, sopralluogo di Cio e Simico. Tabella di marcia perfettamente rispettata, la soddisfazione del sindaco e dell'assessore anche per la qualità dell'intervento. Pieve di Cadore, arte, ambiente e cultura riuniti nel palco lassù, tutto è pronto per sabato. A Auronzo, in tanti per l'addio a Lucio da Corte. Auronzo ancora in lutto con l'ultimo saluto dato ieri nella parrocchia Regina Pacis a Lucio, meglio conosciuto anche come Livio da Corte Cavaliere all'età di 75 anni. Sabato era stato soccorso dai sanitari giunti con l'elitrasporto del SUEM di Pieve di Cadore presso la sua abitazione. Purtroppo i tentativi di rianimazione sono risultati vani e non si è potuto che constatarne il decesso. Ancora da Cortina, weekend dedicato al benessere, ospedale in prima fila. Queste le principali notizie che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 15, ci porta in Comelico. Galleria Comelico, prima notte di lavori, ecco la mappa delle principali criticità. Tunnel chiuso dalle 22 alle 6, 30 pass straordinari, sono in media 100 gli utenti che lo attraversano in quelle ore. Passo Sant'Antonio, si punta alla bretella per escludere 2 curve a gomito. E lavori sulle parti rocciose, siamo a San Boldo chiuso dalle 8 alle 18, weekend esclusi. Altri lavori in Cansiglio, appello dal Cansiglio riaprire a senso unico il cantiere sulla strada provinciale 422. Il caso passaggio ICIMO, 4 comuni in attesa dei rimborsi, sindaci costretti a un'altra azione legale contro lo Stato, Belluno avanza 560.000 euro, Ponte nelle Alpi 100.000 euro. Trasporto pubblico, territori periferici senza bus, subito misure straordinarie. La provincia si muove per aiutare le aree a fallimento di mercato, servono azioni decise o la montagna morirà. E una notizia riguarda la nostra associazione, un corso di inglese organizzato da ABM. I bellunesi nel mondo organizzano un corso di lingua inglese aperto a tutti coloro che desiderano migliorare le proprie competenze linguistiche. Il corso intitolato English for Everybody è condotto da Giulia Francescon e pensato per chi possiede già una conoscenza di base dell'inglese. Tutte le informazioni contattando gli uffici dell'associazione bellunesi nel mondo. Pagina 17, incognita trasporti e personale sul nuovo anno scolastico. Domani tornano in classe quasi 21.000 studenti, mancano 300 insegnanti, pesa la carenza di autisti, Dolomiti Bus monitorerà i ritardi sulla Belluno-Feltre. Continuiamo con pagina 19, alpinista e fotografo di grande talento, oggi in Valmorel i funerali di De Barba e vediamo un tramonto fotografato da Loris De Barba e in alto l'alpinista e fotografo purtroppo venuto a mancare in questa tragedia sulle sue montagne. Carcere vecchio affollato, spazi non adeguati, necessari investimenti, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Tamponamento a catena, invece a Belluno schianto in galleria, traffico paralizzato. Siamo a pagina 20, FIAB lancia la sfida al comune, pedonalizziamo il centro e ancora il gemellaggio tra Belluno e Bend sarà consacrato da un affresco. Al lavoro 3 ragazze bellunesi e 3 americane, l'opera è sulle scale mobili di Lambioi.
Siamo a pagina 21 del Corriere delle Alpi. Feltre Commercio, Benetton accorpa 2 negozi in via Cavour, riaprirà il bar. Il marchio trevigiano ora è presente solo con il punto vendita di via 31 ottobre, prosegue la carenza di baristi e camerieri, diversi locali cercano personale. Cesio Maggiore, tennis, padel, bike e corsa, area multisportiva Pradenic. Oggi il Consiglio Comunale decide lo storno di importanti quote legate ai fondi dei comuni confinanti. Zanella, sindaco di Cesio Maggiore, rinunciamo alla materia per riqualificare il macello comunale. Notizia di spalle, Nelli lascia la città, questo territorio resta nel mio cuore. Ieri l'incontro del Maggiore dei Carabinieri con il sindaco Fusaro e parte della giunta. Fonzaso, da ex cinema a Casa dei Vini, Gorza apre il punto vendita, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Continuiamo invece con pagina 26, Marmolada de Profundis di Lega Ambiente. Nel 2040 il ghiacciaio non ci sarà più. In 5 anni sparita un'area equivalente a 98 campi da calcio, no alla ricostruzione dell'impianto di Pian dei Fiacconi. L'articolo a firma di Francesco Dalmas. Se il ghiacciaio della Marmolada perde fino a 7 cm di spessore ogni giorno nel periodo dei picchi di temperatura alta e se ha ancora dai 10 ai 15 anni di vita, come asseriscono gli esperti, chi assicurerà le riserve idriche in futuro? Dovremmo cercare l'acqua nelle falde recuperando quella delle grandi precipitazioni, suggerisce tra le tante proposte Marco Giardino, vicepresidente del Comitato Glaciologico Italiano. Ieri all'Università di Padova si è fatto il bilancio della ricognizione della carovana dei ghiacciai appena conclusa sulle Alpi. Ultima tappa alla Regina delle Dolomiti. Walter Maggi, presidente del Comitato Glaciologico, dice che tante di queste realtà, soprattutto quelle a quota sotto i 3.500 metri, la prospettiva è appunto quella dell'estinzione, trovandosi già oggi in coma irreversibile. Ed è la situazione della Marmolada. Vediamo il ghiacciaio della Marmolada in sofferenza. In 5 anni, lo avete sentito, persa un'area equivalente a 98 campi da calcio. Siamo a Cortina, ex stazione, il TAR dice no alla sospensione dei lavori, respinta la richiesta presentata da Italia Nostra, Comitato Civico e Condominio Cantore Lorenzi, successo importante per riqualificare l'area. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla pista da bob, ma con una notizia differente rispetto a quella trovata sul Gazzettino. Bob completata la curva Sento, giallo sui tempi del programma, impegnati 200 operai. Saldini, scaletta rispettata, ma le indicazioni del progetto Light non coincidono. Muore 3 giorni dopo la caduta, il lattoniere Pais non ce l'ha fatta. Siamo ad Auronzo di Cadore. Il 52enne di Auronzo era precipitato dal tetto di una casa in via Venezia. Indagini per omicidio colposo. Ieri il decesso all'ospedale di Belluno, dove era ricoverato in rianimazione. Auronzo ancora, asilo passato al comprensivo, garantita la continuità. L'iniziativa Siamo a Cortina, turismo del benessere, arriva Cortina Wellness. L'incontro al Cinema Italia, rubrica Giorno e Notte, a meglio la musica distrae, per la guerra solo suoni. Il regista ha presentato il suo film a Campo di Battaglia insieme a Sangalli, come si fa a non salvarsi da Putin, sia palestinesi che israeliani sono vittime. Alcune dichiarazioni che troverete in questo articolo a firma di Marcella Corrà. Pieve di Cadore, occhiali olimpici al museo, giovedì l'inaugurazione, siamo appunto al Museo dell'Occhiale di Pieve, e a Longarone invece venerdì libro e documentario sulla Grande Guerra. Passiamo allo sport bellunese, calcio di Serie D, Dolomiti, subito il cambio di marcia col Brusaporto, saremo affamati. Ciclismo, bis di Giorgia Marchetta, l'Italia Bike Cup dopo il successo negli internazionali. Ancora da ciclismo, alla Mon si sono laureati i nuovi leader veneti del campionato di enduro. Curling, il team Costantini lascia i quarti, le canadesi si impongono per 7-3. Atletica, un argento per il CSI Feltre, brilla il CSI di Belluno, 27 medaglie, gli ori sono 12 al campionato nazionale. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Nella prima metà della giornata tratti di sereno soprattutto su pianura centro-meridionale e costa, alternati a crescenti annuvolamenti a partire dalle zone montane. Nel corso del pomeriggio estensione della nuvolosità a tutta la regione. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno, e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.